Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi vi sottoponiamo un caso veramente clamoroso, probabilmente definitivo di mondo al contrario. La notizia arriva da Venezia, ve la dico così com'è, anche se sembra veramente la satira di un TG impazzito. Venezia, i borseggiatori denunciano i cittadini che li smascherano, magari filmandoli, perché vengono filmati senza autorizzazione. È una sorta di distopia finale del buonismo, del lassismo, dell'inversione elementare di ruoli e di certezze. In primis quello tra chi delinque e chi subisce un atto criminale, che è stata, diciamo, la cultura dominante nel mainstream, nella classe pseudo-intellettuale, in molti organi mediatici di questo paese. Ecco, il punto finale di questo mondo al contrario ideologico che ci siamo raccontati per tanto troppo tempo, lo trovate a Venezia. E sì, perché sapete che da tempo una piaga del capoluogo veneto, c'è un fenomeno di borseggio, di scipio, di microdelinquenza quotidiana a danno di veneziani e turisti fuori controllo, completamente fuori controllo. Spesso, non sempre ovviamente, ma spesso alimentata da una comunità rom che fa di Venezia anche, ci sono state recenti inchieste, per esempio del giornale, luogo di addirittura di pendolariato del borseggio, no? Da campi rom collocati in altre città. Comunque c'è la piaga del borseggio fuori controllo a Venezia, ci sono alcuni cittadini coraggiosi che si sono auto-organizzati, sì, perché lo spontaneismo dei cittadini è un valore se non va a sostituire, arrogarsi il diritto di sostituire le forze dell'ordine, ma se va a collaborare con esse e aiutare i cittadini oggetto di crimini, lo spontaneismo organizzativo è un valore. Ma in ogni caso ci sono questi gruppi di cittadini che urlano, avvisano, riprendono quando avvengono fenomeni di borseggio. Ebbene, pare che ultimamente questa nuova categoria professionale, no? Che è una categoria come le tante, che quindi si tutela come tante, che sono i borseggiatori, hanno iniziato a denunciare i cittadini che li filmavano mentre erano in azione, accusandoli di violazione della privacy. Sono pratiche realmente istituite, denunce realmente avvenute, procedimenti che potenzialmente possono davvero partire, poi lì sta il buon senso ovviamente del singolo inquirente, ma questa sistematica pratica da mondo al contrario sta seriamente avvenendo in una città importante come Venezia, e nel suo piccolo è una notizia ipersignificativa della schizofrenia appunto della nostra contemporaneità e dei difetti del mainstream, che è stato in larga parte progressista sull'accoglienza, l'inclusione, sul vizio intellettuale di fare sempre sociologia sui reati, per cui c'è sempre una spiegazione di contesto, di disagio, di povertà, per cui la colpa è sempre della società e tendenzialmente sempre del cittadino autoctono, piccolo borghese o peggio benestante, che ha su di sé tutte le colpe dell'umanità, un giustificazionismo estremo che purtroppo ha trovato spesso traduzione in sentenze di una magistratura spesso ideologizzata, una rinuncia di fondo al principio della responsabilità individuale, che vale anche in sede penale, per cui non c'è sociologia, non ci sono giustificazioni o guasti sociali da aggiustare, ci sono crimini anzitutto da reprimere.
Sì, perché la repressione, quando c'è un crimine che viola delle libertà dei cittadini, è un valore di una società libera e liberale, non è l'unico ovviamente, ma non posso abdicare ad essa, non posso perdere le distinzioni elementari tra delinquente e cittadino comune, tra chi fa un crimine e chi lo subisce. E invece in tutta questa melassa indistinta, buonista, giustificazionista, accade che i criminali possono seriamente pensare di denunciare chi li denuncia, sembra un paradosso linguistico al quadrato, in nome della privacy. Ecco, allora, da Venezia ci arriva l'ultimo segnale di allarme, e se non rinunciamo a tutti questi cascami ideologici adesso, non sappiamo, dopo il borseggiatore che denuncia il cittadino che lo denuncia, in quale paradosso potremo imbatterci. Grazie a tutti, a presto. Tra un manifesto